Va ora in onda la rassegna stampa. Sei stanco dei soliti programmi? Sei stanco dei soliti podcast? Tranquillo, non è un podcast, è Guest Star, una trasmissione politicamente scorretta, un ospite, un politico, un parlamentare, un ministro, un governatore, disposto a raccontare quello che normalmente non leggi sui giornali e non vedi in televisione. Pronto a rispondere alle tue domande e chiaramente alle mie e a quelle di Sammy Varin. Quindi diamoci un appuntamento. Lunedì 27 luglio, Radio Libertà, dalle ore 21 alle 23. Potete seguirci su YouTube, sul canale Radio Libertà, sulla web TV Radio Libertà o sul DAB, canale 12A+. Chiaramente sarà tutto disponibile anche sui nostri social media, mio, di Sammy Varin, Radio Libertà e di Claudio Borghi. Perché mi ero dimenticato, il primo ospite sarà proprio Claudio. Quindi non mi rimane che darti appuntamento con Guest Star, le conversazioni che fanno notizia. Siete dei pazzi, non dovete fare queste cose, ma cosa vi è venuto in mente, ragazzi miei? Una nuova trasmissione che parte alla fine di luglio, con Sammy Varin che presenta, che fa da vigile praticamente, che intrattengo ma dico parla questo, parla quell'altro, faccio le domande, le vostre domande, e con due ospitoni pazzeschi come Alessandro Morelli, senatore, alta carica dello Stato, e ospite Claudio Borghi Aquilini, che è uno di quelli pepatini della Lega, che chiede direttamente all'Europa tante cose e che sta guardando cos'è successo nella vicenda Covid, Novax, eccetera. E insomma, ragazzi, vi dico niente, questa sera ore 21 noi siamo qua in diretta, è uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti, io per primo, perché io sono quello che poi si alza alle 4 alle 5 del mattino, e quindi fare la sera sicuramente mi pesa, ma mi pesa positivamente, perché una cosa del genere non me la lascio mica sfuggire. No. Chiaramente, per tutti coloro che questa sera mi stanno già scrivendo, alcuni leghisti, io ho il consiglio comunale a Cassano Magnago. Va bene, non dico di trasmettere questo collegamento delle 21 in consiglio comunale, però ci sarà la replica. Il giorno successivo sicuramente andrà in onda la replica per capire come funziona questo format nuovo in multipiattaforma, cioè significa che non sarà solo sulla nostra radio, quindi con i mezzi che ci state ascoltando ogni giorno, ma saremo su varie piattaforme. Ad esempio quella di Lega Salvini Premier, che già trasmette questa rassegna stampa e che salutiamo, ma saremo anche sulla piattaforma di Alessandro Morelli, altro tipo molto seguito della Lega, nonché Claudio Borghi Aquilini, che tacciamo di infinite cose, è tra i più amati. Quindi un'intervisione importantissima che permetterà a tanti nuovi ascoltatori di interagire, perché non sarà una trasmissione in cui noi parliamo e basta. No, siete voi che parlate attraverso i messaggi WhatsApp al 340 67 09 659, che è il numero storico di WhatsApp di Radio Libertà. Chiaramente le domande che dovete fare non devono essere banali, perché questa è una trasmissione fatta per fare notizia, per scoprire cose. Vogliamo che le vostre proteste divengano proposte, diventano agenzie politiche del giorno dopo e che mai vengano perse, anzi prendano corpo in una risoluzione politica. Non avete capito niente? Tranquilli, ne parliamo questa sera alle ore 21. Intanto il buongiorno si sente dal Varin. Chiaro, mi son chi, 7:35, siamo al 27 luglio 2026, la voce di Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà, con le ultime notizie dal mondo, quelle che ci infila il sito di Repubblica, ma anche il Corriere in apertura. Ci sono 6 assistenti di volo che si sono sentiti male e il volo Roma-Filadelfia ha dovuto atterrare a Berlino. Questa è la notizia d'apertura sia di Repubblica che
del Corriere, se non erro. Fa vedere il Corriere, eccolo qua. No, ha già cambiato, come non detto. Piantedosi dopo Bologna, scrive il sito del Corriere, e gli scontri in Ottav, dice è un attacco allo Stato. Ogni forza democratica prenda le distanze, serve unità. E in effetti quello che è successo l'altro giorno ancora una volta da quelle parti ci fa pensare che a questo punto attacco allo Stato uguale terrorismo. E infatti la Lega ha cominciato a dire: li chiamiamo terroristi questi Notav? Malessere per 6 assistenti di volo e Roma-Filadelfia deve atterrare a Dublino, possibile un risarcimento. Questa è la notizia proprio della notte, appare anche sul sito del Corriere. Ma naturalmente le nostre chiacchiere sono soprattutto su ciò che è avvenuto con la TAV, i Notav, che poi anche qua, ragazzi, 2 manifestazioni, è sempre lì la storia. Ci sono 2 manifestazioni, sembra la favoletta, 2 manifestazioni, e quindi sono quelli che non c'entrano assolutamente niente, certamente, ma chi ha organizzato le manifestazioni se ne lava le mani e anche i piedi di queste violenze. E che violenze, ragazzi! Adesso ci entriamo. Prima però sono qui per ricordare il numero per i vostri WhatsApp. Vedo che siete già attivi e mi fa piacere, perché siete un esercito che io amo tantissimo e ho la lacrimuccia. Vi dico la verità, col cuore in mano ho la lacrimuccia che io tra una settimana vado in ferie. E adesso ce l'avete anche voi la lacrimuccia, lo so, non fate così che poi piango anch'io, davvero. L'ultima settimana di Sammy Varin, e poi dalla fine di luglio fino alla fine di agosto, se permettete, almeno una volta l'anno, un mesetto cerco di farlo. Certo, se dovesse scoppiare il mondo ritorno immediatamente, per cui dalla prossima settimana ascolterete il grandissimo Antonino Danna a tenervi compagnia per qualche settimana, e poi ci sarà una sorpresina che non vi dico, ma arriverà qualcun altro molto molto in gamba, almeno che io stimo moltissimo. Intanto, grazie a chi sta scrivendo e verrà ripreso sicuramente nei prossimi minuti, ma non mi lascio distrarre stavolta. Voi siete bastardi, mi scrivete le cosettine, sai, mi mettete lì il formaggino, no? La scia di formaggino, in modo che io la seguo e poi non leggo più la rassegna stampa perché leggo i vostri messaggi. Non mi mettete il formaggino e neanche il panino con la Nutella, bastardi. Corriere della Sera, oggi sono serio, signore e signori, partiamo dal Corriere perché sono successe cose e voglio cercare di dirvele prima senza estremismi di qua o di là, perché altrimenti poi i miei ascoltatori, i vari Mustafa, Abdul, eccetera, mi dicono che sono della Lega. Chi ha mai detto una cosa del genere? E quindi stiamo un po' nel vago. Stare nel vago significa leggere il Corriere, che però parte bello tosto. Senti il titolo del Corriere: è un attacco allo Stato. Gli scontri in Piemonte, esultano gli organizzatori dicendo grande giornata. Gli agenti feriti sono 124. Piantedosi risponde: serve unità. La politica prenda le distanze. Identificati 436 Notav. E vero è che la politica prenda le distanze, ma ufficialmente la Schlein ha parlato. Mi fate sapere qualche cosa, perché non mi pare che si sia scagliata contro questi deficienti. E soprattutto ci chiediamo, e qui sai è un po' un mea culpa, ma questi 436 Notav identificati, ma poi vengono arrestati, vero? Come? Cioè, non dipende da noi, ma dipende dai giudici, dai magistrati. Quindi se non li arrestano, in qualche modo li stanno difendendo, sono conniventi con una certa cultura. E se noi questi cominciamo a chiamarli terroristi, dici che li arrestano?
Cosa non bisogna inventarsi, ragazzi? Cosa non bisogna inventarsi? Chiaro che io sto parlando a voi, ma parlo ai vostri telefonini. Voglio che mi scriviate un WhatsApp al 340-6709-659, perché questo è l'unico motivo per cui io mi sveglio alle 4 del mattino e vengo qua a fare la rassegna stampa. Mica per leggervi le stronzate, per farvi riflettere, per far capire cosa chiedere a questo governo e magari cosa chiedere anche questa sera alle 21, quando sarò in diretta con Claudio Borghi Aquilini, con Alessandro Morelli, e di qua non li faccio scappare, chiaro? Cioè, se mi scrivete un messaggio, io lo leggo, li ho qua di fianco e quelli devono rispondere, capito? Cominciate a preparare i messaggi, mi raccomando. Siamo in prima pagina sul Corriere. A preoccupare ancora di più degli scontri in Piemonte, poi li chiediamo, alle 9 arriva il capogruppo della Lega e il capo della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari. A preoccupare ancora di più è sicuramente il prezzo della benzina e del gasolio, perché proprio in questi giorni stiamo andando in vacanza. Ecco, io l'ho previsto l'altro giorno, vi ho detto calma, tranquilli, lo sconto sulle accise arriva, aspettate a fare il pieno. Ricordate o no che vi ho detto così? Chi ha il bifuel, che questo è bresciano, chi ha il bifuel vada a gas, vada a metano ancora per qualche giorno, perché adesso arriva lo sconto che non sarà esagerato, però magari insomma quei 10-20 euro al pieno ve li fa risparmiare. Caro benzina, le misure, titola di spalla il Corriere. Nel decreto lo sconto di 24 centesimi sul diesel. Lo sconto maggiore per il diesel, 20 centesimi al litro, che diventano 24,4 sul prezzo alla pompa, e minore per la benzina, 5 centesimi che diventano 6,1 con l'IVA. Questo prevede il decreto che dovrebbe, con il taglio delle accise mobili, entrare in vigore dagli ultimi giorni di luglio ai primi di agosto. Capito? Quindi c'è ancora qualche giorno questa settimana e poi potrete farvi il pieno, con gravi problematiche per i conti dello Stato, perché uno dice ecco, ma voi avete guadagnato di più in queste settimane eccetera col prezzo della benzina, non è vero, abbiamo guadagnato pochissimo, no, non noi, ma per dire lo Stato, e quindi si fa fatica a tirar fuori da ne, ma ve lo spiegherò tra pochissimo. Altro argomento del weekend, perché è bello che passi un weekend senza che accada nulla e non succede mai. Berlino, l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Ballout voleva unirsi all'ISIS. Una volta circondato, Abdul, 21 anni, l'attentatore al Pride di Berlino, è corso incontro agli agenti con il coltello in mano ed è stato ucciso. Magari urlava anche all'Akbar. Cittadino tedesco di origini libanesi, era legato ad ambienti islamisti, le tracce di un presunto complice. Vedete come il Corriere è asettico. Fatto sta, insomma, che questo è il famoso cortocircuito tra gay e Islam. Sapete che non vanno tanto d'accordo, cercano di metterli insieme a tutti i costi, e questi sono i segnali che viene fuori un bel casino. La maionese impazzisce. Ci torniamo, e è inutile dire che siamo obbligati in questo caso a essere con i gay, a essere con queste persone che manifestano liberamente il loro sesso, il loro modo di vivere sesso diversamente, ma non per questo meritano di essere ammazzati. Vi pare? Il caso Pirlo, facciamoci un bel Pirlo, ragazzi miei, l'aperitivo in bresciano, si dice Pirlo, capito? E quindi non me ne frega niente. Caso Pirlo, l'ipotesi che Maldini lasci. Il CT sempre più umbilico, rammarico per le polemiche, io ho rispettato le leggi. Ma cos'è successo? Allora l'avete capito? La questione degli sponsor russi. Perché Pirlo avrebbe sponsor russi? Allontana sempre più Pirlo dalla panchina azzurra e a catena lo stop a Pirlo da parte di Malagò potrebbe portare all'effetto di missioni di Maldini.
lo sfogo del CT in bilico, rammarico per le polemiche, ho sempre rispettato le leggi, nessun significato politico nella mia collaborazione. Questo collabora con Putin. Siamo sempre sul Corriere. C'è il Corriere dell'estate, che a volte è molto più interessante del Corriere, quello ufficiale. Oggi parla del killer di Yara, lo sapete, Yara Gambirasio, l'unica verità che manca. E sappiamo che Bossetti è in carcere da tanti anni, un po' come gli amici di Erba, della strage di Erba. Speriamo che magari il nostro gioielliere gli dia una mano a capire qualche cosa in più, visto che sono nello stesso carcere. Intanto però stanno arrivando decine di WhatsApp al 340 6709 659. Sì, sto cedendo. Prima di proseguire sul Corriere, no, non leggo i vostri messaggi, ma mi avete esortato in maniera molto blanda, cioè tipo, uè cazzone, leggi il Secolo d'Italia, roba del genere, a leggervi appunto il Secolo d'Italia, perché ha il titolo forse più potente di quest'oggi e mi stava sparendo con tutti sti titoli che c'ho qua. Leggete un po'. Lo sapete che siamo anche in radiovisione, chi ci guarda sul sito radiolibertà.net o sui social vede, oltre il mio faccione, anche il bel paginone del Secolo d'Italia che oggi, lunedì 27 luglio, titola Scortato dai cattivi. E chi è che viene scortato dai cattivi? Il sindaco di Bologna, Lepore, che denuncia minacce e ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. Vi ricordate sta cosa? Cavolo, siamo rimasti tutti di merda quando questo ha deciso di convocare i bolognesi in piazza per protestare contro l'uccisione, perché è stato ucciso, di Fakir, e poi si è sommenati, ne è successo di tutti i colori. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco di Bologna Matteo Lepore, dopo le minacce di morte seguite alle manifestazioni che hanno sconvolto Bologna per la morte di Fakir e che erano state scatenate dagli appelli a scendere in piazza dello stesso sindaco che con gli agenti feriti non si era scusato. Un paradosso non da poco, fermo restando l'assoluta solidarietà al sindaco per le minacce ricevute in pubblico e in privato. La notizia della scorta a Lepore è stata data da alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera, La Repubblica. Una forma di tutela, si legge, che verrà attivata nei prossimi giorni. La scorta dunque arriva all'indomani delle minacce online denunciate da sindaco e ricevute in seguito ai disordini che si sono verificati nella città emiliana dopo il presidio di lunedì per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. Il sindaco Lepore, che aveva chiesto ai bolognesi di scendere in piazza per protestare contro i metodi della polizia e fare chiarezza sulla morte di Fakir, arrivando a parlare sui social di due piazze distinte per Bologna, oggi si affida a quegli stessi poliziotti di cui diffidava e forse apprezza il valore delle forze dell'ordine più di quanto avesse fatto negli scorsi giorni, nei giorni di quella scellerata mobilitazione della piazza che aveva portato la sua città a essere messa a ferro e fuoco dai manifestanti inferociti. Questa è la prima pagina interessante del Secolo d'Italia che ci va giù in maniera molto chiara su questo argomento, non si può non capire. E vedo che anche voi state capendo molte cose, mi stanno arrivando molti WhatsApp al 340 6709 659. Chiaro che tra 10 minuti ci tuffiamo a leggerli. Intanto ci tuffiamo all'interno del Corriere per darvi un attimo l'idea del racconto di quello che è successo a Chiomonte l'altro giorno. Notav identificati in 436, l'accusa è di devastazione e stiamo tutti a guardare naturalmente se verranno liberati oppure no. Val di Susa, il movimento provoca dicendo una grande giornata di lotta. Al vaglio i video del Blitz, fa un po' discutere il fatto appunto come al solito i due movimenti, le due piazze, perché la manifestazione è stata
pacifica, peccato che poi siano arrivati quegli altri, è che quelli della manifestazione pacifica non hanno condannato quelli della manifestazione violenta. Si sono dimenticati. Rice trasmittenti e mimetiche, i violenti mescolati tra i manifestanti, insieme per lo stesso obiettivo, scrive in taglio basso oggi il Corriere. Sono francesi, indossano pantaloni mimetici e non usano telefonini ma rice trasmittenti. Difficile avere la certezza che facciano parte del blocco nero che ha dato l'assalto ai cantieri dell'alta velocità, ma non lo si può neanche escludere. Libero da passamontagna e giaccone nero, anche un black bloc si confonde facilmente con migliaia di persone che popolano la cittadella del Festival dell'Alta Felicità. Tende, amache, bagni chimici. Per 3 giorni sono stati gli unici comfort di giovani arrivati da tutta Italia e dall'estero. Le forze dell'ordine sono certe che i più violenti siano proprio i francesi. Alcuni avrebbero lasciato la Val di Susa prima dello scadere delle 48 ore che potrebbero far scattare il fermo in flagranza di ferita. E chi è rimasto cerca di confondersi tra la folla dei manifestanti che ieri si divideva tra i dibattiti e la visita agli stand. Un tale mix che è impossibile distinguere i violenti dal resto del popolo Notav. Un'umanità variegata, fatta soprattutto di giovanissimi che sembrano attratti più dall'opportunità dell'happening di 3 giorni in Val di Susa, anche se la ragazzina dalla faccia pulita arrivata da Roma non rinuncia a fare la dura. È inutile che tentate di fare distinzioni tra noi e il blocco nero, qui lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. E infatti non c'è stata alcuna presa di distanza da parte del movimento Notav, che anzi rivendica di essere riuscito ad arrivare ai cantieri, raggirando tutti i divieti. E l'articolo prosegue, quindi sono praticamente gli stessi. I racconti shock degli agenti, mai prese tante pietre. L'ordigno contro i carabinieri, l'assalto con la bottiglia esplosiva, il questore che dice risponderemo con fermezza, ma è chiaro che noi siamo qui ad aspettare di raccontare quanti ne arrestano, perché se così non fosse vuol dire che c'è una protezione per queste persone. C'è lo scudo non ce l'hanno i carabinieri, i poliziotti, ma ce l'hanno i terroristi, ed è uno scudo politico, è uno scudo di magistrati e giudici che li proteggono. Vi sto mettendo qualche cosina sul tavolo, ragazzi, non so quanto buono sono questa mattina a dirvi queste cose. Tu dici, ma politico, ci siete voi che state governando, voi di centrodestra, e io aggiungo, però c'è una sinistra che a volte è collusa con i giudici e con i magistrati. Quindi 340 6709 659 è il caso che vi facciate avanti. Sono sempre sul Corriere, che dovrebbe essere quello un po' più democratico su queste argomentazioni, e per quello che ho cominciato con lui. La pagina 4, centrodestra contro la guerriglia, l'opposizione che dice non strumentalizzate, i partiti di maggioranza dicono un'offensiva organizzata, Bonelli dice condanna senza se e senza ma. C'è chi parla di guerriglia organizzata, chi di offensiva terroristica, chi di pura violenza. Le reazioni politiche nei confronti dell'assalto Notav però sono unanimi. Nessuna tolleranza, nessuna indulgenza per chi lancia molotov e bombe carta contro le forze dell'ordine, per chi usa la violenza come arma di scontro devastando i centri delle nostre città. Sono criminali, estremisti pericolosi che vanno condannati e isolati senza ambiguità. Chi minimizza o cerca improbabili giustificazioni offre soltanto alibi pericolosi, afferma ad esempio Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati e per qualcuno, non per noi, il prossimo sindaco di Milano. Per il sottosegretario alla difesa Isabella Rauti, quanto accaduto ieri in Val di Susa non è protesta contro i cantieri, ma è guerriglia organizzata contro lo Stato. Le modalità dell'assalto, gruppi coordinati, incappucciati, armati di bombe, carte e razzi, raccontano una regia precisa. Il numero dei feriti conferma la violenza dell'attacco, mentre la Lega in una nota propone di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Ed è proprio su questo che vi chiedo una conferma. Lo introduciamo il reato di terrorismo di piazza?
340 6709 659. Guarda, me la scrivo, ce l'ho qua. C'ho qua la lista delle domande che state facendo per la trasmissione di questa sera alle 21, alle 21 questa sera. Guest Star, si chiama così, Guest Star, la nuova trasmissione che ci sarà a lunedì sera. Adesso questa è la puntata numero 0, poi riprenderemo a settembre con Sammy Varin, Alessandro Morelli e ogni volta un ospitone che per 2 ore ci dirà cose importanti, cose che raramente avete sentito o letto su altri canali, ok? Quindi, che ne dite? Introduciamo, sto scrivendo, il reato di terrorismo di piazza, punto di domanda. Me la sono segnata, questa è una delle domande che farò a Claudio Borghi Aquilini ed Alessandro Morelli questa sera alle 21. Ribadisco e disco riva per tutti voi che magari questa sera abbiate impegni mondani, robe che tranquilli, ci saranno repliche poi nel corso delle giornate successive su Radio Libertà, ma soprattutto questa trasmissione, a differenza di altre, andrà in streaming su tutti i canali dei grandi della Lega, quindi sarà in onda sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ad esempio su quella di Alessandro Morelli, su quella di Claudio Borghi Aquilini, su quella di quello sfigato di Sammy Varin, capito mi hai? E quindi in qualche modo la ritroverete, oltre che naturalmente nel podcast di Radio Libertà. Giro la pagina. C'è il sindaco Lorusso e il sindaco di Torino, che dice una cosa, che dice anche il PD, ragazzi, perché anche il PD lo dice. L'Italia, Torino, hanno bisogno della TAV. E qui, a questo punto, troviamo un cortocircuitino, perché il centro-sinistra, cosiddetto campo largo, sono la rana della bocca larga, il campo largo, c'ha dentro anche il Movimento 5 Stelle, che è notoriamente vicino ai no-TAV, anche se questa volta, devo dire, la solidarietà per i casini che sono successi è arrivato anche da loro, la solidarietà. Vabbè, il sindaco Lorusso dice no a coperture politiche, così si sconfigge la violenza e serve più prevenzione. Il sindaco Lorusso, sindaco di Torino, dice Torino ha bisogno della TAV. L'intervista di Carmine Festa oggi sul quotidiano Il Corriere. Andiamo oltre la solidarietà che lei ha espresso alle forze dell'ordine per gli scontri di sabato con i notavi in Val di Susa. Il tema politico che riguarda la sinistra adesso è troppo morbida con i violenti. La sinistra è troppo morbida con i violenti? Risponde il sindaco Piddino di Torino. La storia italiana dimostra che la violenza viene sconfitta quando resta sola, priva di alibi, di coperture e di rendite politiche. E qui potrebbe già finire l'intervista, perché vuol dire che quindi non è assolutamente sola, non è assolutamente priva di alibi e non è assolutamente priva di rendite politiche. C'è qualcuno che li protegge e che paga. Potete proseguire l'intervista sindaco di Torino quest'oggi sul quotidiano Il Corriere. Chiaro che poi il paginone successivo è per il ministro dell'interno non ancora Matteo Salvini, per il momento Matteo Piantedosi. Ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi. Gli agenti sono lo Stato. Oggi Piantedosi intervistato sul Corriere. Il ministro dell'interno dice irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Il voto del 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Wow, wow, e si abbaiano anche.
Molto interessante questa intervista, sto guardando se a un certo punto si fa anche il nome di Matteo Salvini, ma c'è la pausa delle 8 e allora ci fermiamo per un attimo. Ogni mezz'ora una canzone indipendente sconosciuta che Sammy Varin vi lancia per prendere fiato. Alle 8 arriva di solito il pianoforte di Francesco Cavestri. Sei stanco dei soliti programmi? Sei stanco dei soliti programmi? Sei stanco dei soliti podcast? Tranquillo, non è un podcast, è Guest Star, una trasmissione politicamente scorretta, un ospite, un politico, un parlamentare, un ministro, un governatore, disposto a raccontare quello che normalmente non leggi sui giornali e non vedi in televisione, pronto a rispondere alle tue domande e chiaramente alle mie e a quelle di Sammy Varin.
Quindi diamoci un appuntamento. Lunedì 27 luglio, Radio Libertà, dalle ore 21 alle 23. Potete seguirci su YouTube, sul canale Radio Libertà, sulla web TV Radio Libertà o sul DAB, canale 12A+. Chiaramente sarà tutto disponibile anche sui nostri social media, mio, di Sammy Varin, Radio Libertà e di Claudio Borghi. Ah, perché mi ero dimenticato, il primo ospite sarà proprio Claudio. Quindi non mi rimane che darti appuntamento con Guest Star, le conversazioni che fanno notizia. Sveglia, 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 è una bella scossa quest'estate e quando si comincia a sbadigliare con la politica ve la diamo noi di Radio Libertà, Da questa sera la prima puntata, la puntata pilota di Guest Star, ore 21, un paio d'ore fitte di domande e di risposte anche piccanti, anche importanti, che potrebbero fare agenzia nella giornata di domani. Posizionatevi e con qualunque apparato volto ad ascoltare la radio o i social, perché, ripeto, sarà una delle prime trasmissioni intermodali, come si dice, sto cavolo di termine, trans già mi spaventa, transmediale, multipiattaforma, quindi non solo in DAB, non solo su Facebook, su YouTube, ma anche su Instagram, anche su... vabbè, ci scoprirete. Grazie naturalmente ad Alessandro Morelli e a tutto lo staff della Lega Salvini Premier che ha preferito la nostra emittente. Intanto però, lo sapete, noi alla fine preferiamo, ma preferiamo voi, quindi adesso arrivano i vostri messaggi al 340 6709 659, non prima di aver disannunciato il bellissimo pezzo di Francesco Cavestri. Abbiamo sentito A Bread Before Dawn, il primo musicista jazz di sempre inserito nella prestigiosa lista Forbes Under 30 Italia. Bravo Francesco Cavestri. Da dove partiamo? Ragazzi, una spatasciata di WhatsApp già di buon mattino. Pierluigi è decisamente incazzato. Brucio la camionetta dei poliziotti in Val di Susa, getto la bomba carta ai carabinieri senza chiedere scusa. Grazie mille, sinistra italiana, ci state portando allo scatafascio. Buona giornata, Sammy. Pierluigi, adesso magari se veniamo anche a capire chi erano, magari erano tutti belli incappucciati e non è mica facile capire se è stato quello, se è stato quell'altro. Eccola qua, noi ti amiamo, ecco la lacrimuccia, la Graziella che piange perché è l'ultima settimana di Sammy Varin, tranquillo, poi torno, quindi in questione di un mesettino e poi il 31 di agosto sarò di nuovo in diretta, perché adesso le ferie Sammy Varin le fa in agosto, bei tempi quando le facevo in giugno o luglio, con la moglie che poteva fare le ferie anche in quei momenti, adesso invece tutti in agosto, quando sono tutti in giro, i prezzi sono terribili, ma d'altronde, insomma, bisogna far felici mogli, figli e anche il marito. 26 luglio alle ore 21 su Rete 4 in diretta tutta la manifestazione a Bologna per il decesso di Fakir Marocchino, incitava la folla a gridare sì, a gridare polizia assassina inaccettabile. L'ho visto la diretta ieri su Rete 4 e diciamo che era un pochettino manovrata, ecco, quella diretta, quella folla, è vero. Lepore, sindaco di Bologna, ha ricevuto minacce in seguito ai danni causati dai facinorosi in città per la manifestazione da lui promossa e allora ora avrà la scorta di 2 agenti, ma non sono assassini gli agenti? Sì, proprio così, un piccolo cortocircuito, ma ha fatto impressione appunto la diretta di ieri su Rete 4 dove si istigava la folla a urlare assassini, assassini, e a fare questo era un amico del povero Fakir. Sto leggendo i vostri messaggi WhatsApp al 340 6709 659. Mi raccomando, se volete inviare qualche domanda per la trasmissione di questa sera, scrivete nel messaggio, scrivete per Borghi Aquilini, ad esempio, perché l'ospite sarà lui, Claudio Borghi Aquilini, per Alessandro Morelli, in modo che noi lo leggiamo questa sera. Anche un messaggio audio, sentiamo che cosa dice questo qua sul cursore. Andiamo. Buongiorno Sammy. Allora, partiamo dall'inizio. Quelli della buona politica
quelli che nomini sempre tu, per esempio Zaia e Fontana, quelli del successo delle Olimpiadi invernali, ci hanno lasciato più di 1 miliardo di debito, il successo di 1 miliardo di debito, tanto paghiamo noi, no? Non pagano quelli lì della buona politica. 1 miliardo, più di 1 miliardo di debito, oltre a una serie di infrastrutture non ancora finite, oltre alle cattedrali nel deserto, pista di bob e tutte quelle robe lì, che non verranno mai riutilizzate esattamente come era successo a Torino. Punto primo. Punto secondo, un governo incapace di utilizzare l'esercito, obbligando Mattarella a firmare i decreti che servono per fermare dei maledetti bastardi che vanno a rompere tutte le cose che noi paghiamo, noi, perché quelli lì non pagano niente, noi paghiamo, noi, perché quelli che vanno a fare queste cose, quei terroristi lì, sono già pagati da qualcuno che si sa benissimo chi sono, perché giustamente, come diceva Falcone, per queste cose basta seguire i soldi e si trovano subito i responsabili. Non solo i manuvali, i responsabili di questa cosa. Punto 3. Certi sindaci, Lepore e anche quello di Torino e quei 35-36 che hanno firmato a favore di Lepore, siccome le norme ci sono, perché l'ha giustamente riportato il vostro direttore, che ci sono delle norme che possono far decadere questa gente, allora non vedo perché il governo non è capace di mettere in atto quei meccanismi che fanno decadere questa gente, forse perché se la fanno sotto, sì, se la fanno sotto. Quarto, voglio ricordare De Donno, un medico che non si è suicidato, l'hanno suicidato, che non aveva scoperto l'acqua calda perché il suo metodo era già conosciuto e straconosciuto per guarire in questo caso il Covid, che era un'influenza, che è un'influenza, dimostrato che è un'influenza che si cura con gli antinfiammatori, non con la tachipirina. E anche qui non si capisce perché il governo non è ancora capace di mettere in galera Mattarella e compagnia bella, che ancora oggi si oppongono alla verità scientifica, perché qui non serve a correre dietro ai fantasmi, alla verità scientifica, che adesso tutti gli studi dicono esattamente quello che dicevamo quelli come me, che sono ignoranti, che hanno fatto solo la terza media, che però non erano imbecilli fino in fondo e avevano capito bene che dietro quella roba lì c'era un giochetto delle multinazionali della finanza per racimolare miliardi a spese nostre. E tutti quelli che hanno partecipato, basta anche di andare a correre dietro i soldi e i conti correnti, Ursula von der Leyen in prima, per mandare in galera questa gente, fare un po' di giustizia. Allora la gente comincerebbe a essere un po' più tranquilla. Invece no, seguiamo sempre l'onda, no? Con il governo di centrodestra che è uguale al governo di centrosinistra, che sarà uguale al governo di non so che cos'altro. Quindi per favore, diciamoci le cose come stanno. Siamo nella merda. Marco da Iseo, ciao. E grazie Marco, ho preso appunti, siamo nella merda, aspetta che finisco di scrivere. No, scherzi a parte Marco, hai detto cose interessanti che meritano una risposta e la risposta ti arriverà proprio questa sera dalle 21 alle 23 nella nuova trasmissione Guest Star in diretta su Radio Libertà, una trasmissione dove leggeremo i vostri messaggi WhatsApp, audio, video, eccetera, e cercheremo di rispondere e dare risposte non politicamente corrette, ok? Proprio per questo io non li faccio uscire questi due ospiti, il nostro Morelli e il nostro Claudio Borghi, se non mi danno risposte non politicamente corrette. Non le voglio, non politicamente corrette, cioè senza peli sulla lingua, e rispostine come a queste domande, tipo miliardi di debito per le Olimpiadi con location che resteranno inutilizzate.
meritano effettivamente attenzione, anche se io so già da giornalista che invece queste location sono state prenotate per decenni da associazioni eccetera che le utilizzeranno non certo gratuitamente. E poi con De Donno sfondi una porta aperta, perché Claudio Borghi Aquilini fa parte proprio di quella commissione Covid e sta rompendo le palle a destra e a sinistra, quindi vai tranquillo che questa sera ci divertiamo. Chi non riuscisse a seguire la diretta di stasera poi potrà andare sul sito di Radio Libertà, cercare il podcast della trasmissione Guest Star, ma soprattutto cercarla su tutti i social della Lega, perché saremo in diretta anche lì. Ma chi è il creatore di Basta Chiacchiere? Vi è la foto di uno dei tipici dolci carnevaleschi e del gattino grigio sorridente con in mano un calice di vino rosso troppo forte. Giuro che me lo sono perso questa qua e devo saperne di più, è vero, chissà perché non riesco mai a capire queste cose. Chissà perché uno che fa una cosa giusta, investe i gay, viene ucciso, mentre si ammazzano gente ai mercatini di Natale vengono lasciati indenni con tutte le precauzioni. È altra meditazione che merita risposta. La Muti e la Ribelli fanno bene ad andare via dall'Italia, andare in Russia, Erminio. Dobbiamo fare come la Svezia, che è passata dall'accoglienza senza se e senza ma a tutti fuori dalle balle. La domanda è... sto cercando di tradurla, aspetta un attimo. La domanda è: ma il cantiere della TAV è ancora attivo? Stanno ancora scavando o sono restati bloccati dai Notav fin dall'inizio dei tafferulli di sabato? Marco, non so se la tua è una spiritosaggine, comunque sì, anche questa è una domandina. Cantiere della TAV sono ancora... ma a che punto sono? Sembrano che siano sempre lì in questo cantiere, ma stanno facendo cose? Stiamo scherzando naturalmente. E ancora, 60 agenti feriti e magari un po' di più. Ci devono essere almeno 200 feriti tra i teppisti e chi ha organizzato la manifestazione, pagando i danni fatti. Usare le armi con proiettili inerti e colorati verso terroristi internazionali e reti bloccanti personali o mandateci giudici che li assolvono impuniti, altro che dietro alle scrivanie protetti. Arrestarli e processarli a spaccare pietre per anni. Terroristi che vengono da tutta Europa a fare quello che vogliono in Italia, cosa fanno quegli stati? Chiamarli alle loro responsabilità. E ancora, finché non si usa il pugno duro con questi disfattisti non si otterrà nulla. PS, Pirlo grande giocatore ma come allenatore molto scarso, ci scrive Pietro. Terrorismo di piazza dovrebbe esserci già da anni. E questa domandina gliela facciamo questa sera a Claudio Borghi Aquilini, Perché non li tengono in galera e li bloccano il conto in banca per ripagare i danni a questi notavini? Temo che li lascino fare, ci scrive Gian. E poi un messaggio audio, sentiamolo. Ciao Sammy, sono Lorenzo da Como, ma direi che il problema non è introdurre nuovi reati, è fare applicare le pene per i reati già esistenti. Tutto qua, buona giornata Sammy. Buona giornata, e quindi proprio per questo effettivamente dobbiamo capire perché non si applicano quelle pene, e a quel punto ci sembra abbastanza normale che ci sia un collegamento con la politica e chi protegge questi facinorosi. Chi saranno mai? Ma mi rituffo sui quotidiani, certo che lo faccio signori, ancora qualche minuto in compagnia del Corriere della Sera, perché effettivamente il Corriere è quello più blando, che cerca di stare un po' di qua, un po' di là per farli contenti tutti quanti, poi normalmente non ne fa contento manco uno, ma quest'oggi il Corriere intervista il ministro dell'Interno e quindi mi sembrava giusto sapere, prima di tutto appunto ancora per quanto tempo fare il ministro dell'Interno e poi sapere cosa pensa di questo fattaccio avvenuto ancora una volta. Per colpa di chi? Ogni forza democratica prenda le distanze dagli attacchi. Gli agenti sono lo Stato. Il ministro dell'Interno Piantedosi dice irresponsabile alimentare l'odio contro i poliziotti. Il voto nel 2027 non sia lo scontro tra due eserciti che si guardano in cagnesco. Il futuro. Perché dovremmo temere Vannacci? Il governo e la maggioranza sono forti dei risultati ottenuti sulla sicurezza come sul lavoro, la sanità, il boom del turismo e la politica energetica.
Il sindaco di Bologna a un certo punto gli chiede il Corriere: Matteo Lepore è sotto scorta? Risponde Piantedosi: a Matteo Lepore come a chiunque riceva minacce va la mia piena solidarietà. La prefettura di Bologna ha ora disposto una tutela al sindaco che sarà effettuata da personale delle forze di polizia dotate di grandissima professionalità, come noi l'abbiamo sempre sostenuto e lui stesso potrà constatare. L'ennesima attività che dimostra il ruolo insostituibile e fondamentale dei nostri agenti per assicurare la sicurezza e la libertà delle persone. Lei ha parlato di attenzioni esagerate su alcuni casi. Si riferisce anche al gioielliere Mario Roggero? Un vasto dibattito non può essere liquidato come qualcosa di inopportuno rispetto a una presunta verità mainstream. In generale, soprattutto per quel che riguarda i risarcimenti ai criminali, c'era qualcosa che non andava e per questo come governo siamo intervenuti con una norma correttiva. Chi delinque e assume su di sé un concorso di colpa che deve poter escludere il risarcimento. Il Corriere rintuzza: è stata invocata la grazia ancora prima che entrasse in carcere? Non è in discussione che la concessione della grazia è una prerogativa esclusiva del Capo dello Stato e che nel caso di specie i magistrati possono aver valutato i fatti alla luce delle leggi vigenti. Questo clima da campagna elettorale è scatenato dal timore di Vannacci? Non abbiamo alcun timore, perché dovremmo. Il governo e le forze politiche che lo appoggiano sono forti dei risultati ottenuti con un lavoro concreto e misurabile. Alle prossime elezioni la maggioranza uscente potrà rivolgersi ai cittadini rivendicando i risultati sulla sicurezza a cui facevo riferimento prima, oltre che l'aumento dei posti di lavoro, il basso spread, il boom del turismo, le nuove infrastrutture, la flessione della dispersione scolastica, gli investimenti maggiori nella sanità, il rilancio di una politica energetica, la sottoscrizione di numerosi contratti collettivi di lavoro e sopra tutto questo possiamo rivendicare la centralità diplomatica che Giorgia Meloni ha garantito al nostro paese, rappresentandolo al meglio all'estero. Gli altri potranno opporci per lo più proposte irrealizzabili o mai realizzate quando loro stessi erano al governo. L'intervista poi prosegue, ma l'ultima domanda che gli fanno quelli del Corriere al ministro dell'Interno è: lei rimane al Viminale? Risponde: non sta a me deciderlo. Salvini è stato un ottimo ministro dell'Interno e confermerebbe il suo lavoro tornando al Viminale. Nel frattempo io lavoro con un orizzonte di legislatura, programmando e attuando le attività necessarie. Quello che conta sono i risultati concreti da restituire ai cittadini nel prossimo anno di lavoro che ci manca. Così l'intervista a Piantedosi sul quotidiano Il Corriere, ma vedremo anche su altri quotidiani tipo Repubblica e La Stampa a che punto siamo con la situazione Salvini al Viminale, perché ci sono queste voci che continuano ad arrivare. Intanto si passa sul Corriere all'attentatore di Berlino che è stato ucciso, la fuga, l'irruzione, il coltello, l'italo tedesco Pantisano, mi trovavo dietro al palco, l'omofobia è dappertutto. E poi la parabola di codesto Abdul, dall'arresto in Libano al corso antiviolenze, quei contatti con l'ISIS. Si cambia di nuovo argomento, vi sto mettendo sul tavolo quelli che sono gli argomenti proprio strizzati, poi cerchiamo di allungarli magari con un po' di robe saporite. Lo sconto di 24 centesimi sul diesel, ma pesa il nodo delle coperture. Lo scrive il Corriere. Carburanti, il governo studia gli interventi possibili per la benzina, taglio di 6 centesimi al prelievo, ma come vi dicevo, la coperta è decisamente corta perché il tesoretto è più piccolo. Considerando che a luglio i prezzi sono aumentati di più che lo scorso aprile, questa volta il tesoretto IVA utilizzabile secondo il meccanismo della cosiddetta accise mobile sarebbe di circa 250 milioni, tali quindi da coprire un taglio differenziato analogo per almeno 2 settimane. Il problema è che l'accisa mobile si potrebbe attivare solo nella prima settimana di agosto, quando sarà disponibile il consuntivo dell'extragettito di luglio, mentre quello di giugno è praticamente nullo perché non ci sono stati aumenti in giugno. Ma il governo vorrebbe accelerare varando un decreto nei prossimi giorni, così da coprire la settimana che va dagli ultimi giorni di luglio ai primi di agosto, e poi un secondo provvedimento per arrivare alla fine di agosto.
E qua ci fermiamo, ma naturalmente se siete interessati tutti i ragionamenti ci sono oggi anche sul Corriere. Fakir, Lepore protetto da un agente ombra, scontro sul video e sulle ferite di Fakir. Bologna, la scorta al sindaco dopo le minacce, Zuppi accertare i fatti è interesse della polizia. Paginone dove si cerca di indagare anche su quella chiazza di sangue. Abbiamo visto il filmato, quando una poliziotta alza il lenzuolo si nota una chiazza di sangue sotto la testa di Fakir. I piedi della vittima sono legati, la bodycam di un agente mostrerebbe che l'uomo era già ferito alla nuca prima di essere immobilizzato. E naturalmente ogni avvocato dice la sua. Al pilastro in 3000 c'è stata un'altra manifestazione nella serata di ieri in cui abbiamo visto e sentito cori contro la polizia e il sindaco Matteo Lepore. Al pilastro in 3000 vogliamo la verità, la nipote aiutateci con le spese legali, in videochiamata la moglie chiede giustizia. Anche qui paginone sul quotidiano Il Corriere. Si gira di nuovo e si cambia di nuovo argomento, tante ombre ancora sulla morte di Luca in TV, Luigi in famiglia, bugie e verità negate dal giornalista assassinato. So che molti di voi hanno già capito di cosa si tratti, ma nessun giornale osa scriverlo. La doppia vita, un mistero anche per le persone più vicine, e doppia proprio, nel senso che gli aspetti della vita di Esposito sono contraddittori. Si faceva chiamare Luca, raccontava di essere sposato con una donna inesistente, di lavorare per l'ARPA che l'agenzia ambientale ha smentito. Boh, avete capito che probabilmente c'era qualche cosa di strano, e soprattutto la cosa più triste è che abbia inalato del gas prima di morire, quindi significa che è stato bruciato, che ancora respirava. Cambiamo di nuovo argomento. Quante robe di cui discutere oggi e anche questa sera nella trasmissione che avremo alle ore 21 in diretta con Alessandro Morelli, Sammy Varin e l'ospitone Claudio Borghi Aquilini. La paura di Ruggero in cella. Ho detto a mia moglie di affidarsi a un vigilante. Il gioielliere teme per quando calerà il clamore mediatico. Mezza pagina anche qui sul quotidiano Il Corriere. Poi finalmente un articolo intelligente, scherzo, a pagina 19 invece si parla di rumore che dà fastidio, il rumore delle mucche. Probabilmente avrete visto anche il servizio in televisione, le mucche rumorose. I turisti non sono abituati ai suoni della montagna. Il sindaco di Serina, Grazioso, paesino sopra Bergamo, dopo le lamentele per i campanacci, cioè dei turisti si lamentano perché sotto il loro balcone arrivano le mucche con i campanacci e si sa, le mucche vanno in giro, sono libere in quella zona anche di notte e quindi dadon e fanno rumore tutta la notte. Allora io prima di tutto mi faccio una domanda scema. Ma non dà fastidio il campanaccio alla mucca? La faccio a voi, so che abbiamo molti ascoltatori che ci seguono anche dall'alta montagna. Dal punto di vista ambientalisti sì, ma anche animalisti, sto campanaccio non gli rompe le balle alla mucca? La risposta chiaramente no, ci si abitua, però che rompa le balle a quelli che abitano lì. No, non ci abitano lì, vengono lì in vacanza, si sono magari comprati la casa e dopo qualche mese si sono accorti che questo deadline, che è stupendo ragazzi miei, psicologicamente fa bene, ti rilassa, però sentirlo di giorno, di notte sempre potrebbe rompere le scatole. Chiaro che la risposta del sindaco e di tutti è forse è meglio che scegliate un altro posto dove andare in vacanza, come andare al mare e che ti dà fastidio il rumore delle onde del mare e uno deve scegliere di conseguenza. Comunque c'è un'intera paginona, pagina 19 oggi del Corriere, con l'intervista al sindaco di Serina dopo le lamentele per i campanacci delle mucche e naturalmente aspettiamo anche da parte vostra un commento
campanaccio delle mucche sì, campanaccio delle mucche no. Interessante sul Corriere, visto che state, ritornare su un argomento molto dibattuto anche sulle nostre frequenze. Ora c'è il gioielliere che si trova nello stesso carcere dove si trova Bossetti, e si ritorna a parlare della vicenda di Iara, scomparsa a 13 anni tra la palestra e la casa. Quell'appello dei genitori: Bossetti dica la verità, e i paginoni che rievocano questo fattaccio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
L'abbraccio della vita è quello a cui punta Savino Valerio con questo estratto da una trilogia incentrata proprio sul tema che la vita va abbracciata. Vieni qui Simone, abbracciami anche quest'oggi, abbracciamoci tutti, Joy Man però, ma soprattutto approfittate di queste esperienze musicali che Sammy Varin vi lancia ogni mezz'ora, è roba buona, non la trovate facilmente in giro, cercate Savino Valerio sugli store digitali, Lost Soul, e godetevi musica rilassante ma anche meditativa che vi dà nuovi spunti piuttosto che ascoltare tutti i giorni giovanotti. Sei stanco dei soliti programmi? Sei stanco dei soliti podcast? Tranquillo, non è un podcast, è Guest Star, una trasmissione politicamente scorretta, un ospite, un politico, un parlamentare, un ministro, un governatore, disposto a raccontare quello che normalmente non leggi sui giornali e non vedi in televisione, pronto a rispondere alle tue domande e chiaramente alle mie e a quelle di Sammy Varin. Quindi diamoci un appuntamento, lunedì 27 luglio, Radio Libertà, dalle ore 21 alle 23. Potete seguirci su YouTube, sul canale Radio Libertà, sulla web TV Radio Libertà o sul DAB, canale 12A+. Chiaramente sarà tutto disponibile anche sui nostri social media, mio, di Sammy Varin, Radio Libertà e di Claudio Borghi. Ah, perché mi ero dimenticato, il primo ospite sarà proprio Claudio. Quindi non mi rimane che darti appuntamento con Guest Star, le conversazioni che fanno notizia. Hai capito? Una trasmissione multimediale, trasmediale, multipiattaforma, termini difficili che vogliono dire che andremo su tantissimi canali e quindi gli ascoltatori potranno spedire e inviare messaggi WhatsApp al 340 67 09 659 per proporre domande anche piccanti, strane ai politici che ci saranno qua in studio e io non li farò uscire di qua finché non avranno risposto. Questa sera ore 21, dalle 21 alle 23. Chiaramente poi potrebbe essere che non ci siete per qualunque motivo, che siate fuori a fare l'aperitivo, a mangiare, tranquilli, ci saranno tante repliche su Radio Libertà, ma soprattutto potrete vederla sui social dei big della Lega. Giro di WhatsApp al 340 67 09 659 con tanto piacere, certo, quando arrivano i complimenti per gli artisti che trasmetto. Era Valerio Savino Valerio con Lost Soul. Vediamo un po'. Buongiorno Sammy, ma questa TAV sono più di 20 anni che se ne parla, non sarebbe ora di terminarla così finisce almeno un problema? Domanda intelligente di Enzo, veramente sì, soprattutto questa cosa, i cantieri della TAV sembrano sempre lì, no? In realtà va avanti e come, ma parte lì praticamente, loro ne approfittano perché è da lì che sono partiti i cantieri. Caro Varin, sembra la mia prof di matematica quando mi interrogava. Varin, dopo tutti i reati nuovi che il vostro governo ha introdotto, senza H, non sono serviti a niente?
Ora ci manca anche il reato di terrorismo di piazza, e che naturalmente non servirà a nulla anche questo, ma naturalmente per il popolo semmai risoluzione del problema. Caro Francesco, dacci tu, ti prego, le coordinate di risoluzione di questo problemaccio, perché le leggi ci sono, è che vanno aggiornate ai reati, vanno aggiornate in questi casi anche alle persone che portano avanti i reati. Cioè, ora stiamo agendo anche sui ragazzini, una roba vergognosa sicuramente, ma ancora più vergognosa è che i vostri figli, 14enni o anche 13, compiano certi reati. Quindi io posso dire un'eresia, magari la ripeterò nella trasmissione di questa sera alle 21. Io punirei oltre che i ragazzini sotto i 14 anni, anche i genitori, ma di brutto però, non con una semplice ammenda che poi tanto non pagano, ma di brutto. Aspetto naturalmente le vostre meditazioni al 340 6709 659. Beppe ci scrive: Sammy, buongiorno, mi permetto una considerazione. A volte i tedeschi sono più furbi di noi. Ricordi la Bader-Meinhof? Tutti suicidati in carcere. Nel caso del Pride hanno visto il fuggitivo e gli hanno sparato. Tutto finito. L'avessimo arrestato o ucciso noi? Sciopero subito. Devastazione di piazze su invito di Lepore. Avvocati pro-Pal pagati dal PD e magistratura democratica subito attivi per difendere il povero Abdul. Invece loro hanno risolto il problema alla radice. Bravi Crucchi! Beppe, non è che sia andata proprio così. C'è stata una sparatoria, insomma. Ciao Sammy, buongiorno. Certo che va introdotto il reato di terrorismo, ma molto più semplicemente se si fossero applicate le norme già esistenti. Il movimento terroristico Notav sarebbe stato azzerato già da decenni. Stasera presente, grazie Fabio, mi farà piacere averti tra gli ascoltatori più attivi. Da Gomblottista Padano per Borghi, domanda: i politici non parlano mai delle scie chimiche. Cazzo, scie chimiche, hai ragione. Aspetta che scrivo, scie chimiche. Sto prendendo appunti. Questo è il foglio con le domande per Claudio Borghi Aquilini, che sarà questa sera alle 21 su Radio Libertà. E i politici non parlano mai delle scie chimiche che tutti i giorni ci sono nei nostri cieli. I politici non guardano mai in alto. Ok, aggiungo anche questa. I politici. Insomma, deve essere una trasmissione un po' piccante, E se no facciamo le solite domande, quanto vale? Non siamo il Corriere della Sera, sappiatelo, che intervista Luca Zaia e non gli fa la domanda sul suo futuro politico. I politici non guardano mai in alto. Si preannuncia una trasmissione scoppiettante, quella di questa sera alle ore 21. Bene, grazie Gomblottista Padano, ma siamo un po' tutti amici dei Gomblottisti, e Claudio Borghi Aquilini secondo me lo è pure lui. Buongiorno, per fare un'Italia sicura bisogna adoperare i soldati o dei mercenari, che se ne fregano. Bella questa dei mercenari. Simone, la prima domanda che mi fa sicuramente è: quanto mi danno? Ci scommetto, quanto mi danno? Altrimenti siamo un popolo guidato da pecoroni. Assolutamente sì, concordo che siamo un popolo guidato da pecoroni, ma ci rituffiamo sui quotidiani. Tranquilli, voi continuate a scriverci, perché dopo le 9 ne leggiamo ancora. Il giornale, guarda il titolo, e cacchio. La Jihad uccide gli amici, tra virgolette, LGBT. Odio islamista al Gay Pride di Berlino. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra. Gli arcobaleno pro-Pal stanno con chi li stermina. Il fallimento, il killer era già noto, la soluzione tedesca soltanto dei corsi di deradicalizzazione. Gli hanno fatto dei come quelli per smettere di fumare, no? Gli hanno fatto dei corsi per deradicalizzarsi. Ok. Sto pensando. Esisteranno anche i corsi per non riesco a dirlo, depidizzarsi,
Li facciamo, li proponiamo. Quella scia di sangue spiega il boom dell'AfD. Guarda un po' il partitone che sta andando alla grande in Germania. Anarchici e ISIS, 2 bagni di realtà per i progressisti. Insomma, bello tosto il giornale in apertura, eh? Centropagina, Notav, 1 milione di danni. Guerriglia in nome di Fakir. Dicono no, non è vero, uno stupidino quello che ha scritto quella scritta con scritto che abbiamo appunto vendicato Fakir. L'agguato al cantiere del blocco antagonista internazionale ideato dopo il caso di Bologna. 130 agenti feriti, utilizzati perfino i mortai. E poi a sostegno agli italiani, benzina ok al decreto Ponte, sconti già in settimana. Ve l'ho detto, mago Varina, aspettate a fare il pieno di benzina o di gasolio. Lo so, fate 10 euro, che vedevo di... Perché in settimana arriva lo sconto e sicuramente qualche cosa si potrà risparmiare, soprattutto insomma se con un pieno riuscite ad andare in vacanza, non andate proprio in Sicilia. Ed ecco, all'interno del quotidiano Il Giornale, il fatto, la jihad in Europa, l'attacco islamista al Gay Pride di Berlino, una vittima, 29 feriti, ucciso il terrorista. Abdul, il soldato dell'ISIS e i corsi di deradicalizzazione. A quanto pare non hanno avuto successo. Il governo italiano, a fianco di Berlino, la Salis da delirio che dice colpa della destra. Il messaggio di Meloni: difenderemo la libertà. Salvini: il problema è il fanatismo islamico. Le bandiere pro-Pal nei Pride. Cortocircuito inaccettabile. Chi è che dice questa cosa? Le bandiere pro-Pal nei Pride, cortocircuito inaccettabile. Ma è Paola Concia, che è stata già intervistata la scorsa settimana con successo mediatico e che ritorna a parlare. Vive in Germania da anni, ha partecipato pochi giorni fa al Pride di Francoforte, ex parlamentare del Partito Democratico e tra le più note attiviste italiane per i diritti LGBTQ+. Anna Paola Concia, che significato assume il drammatico attentato di Berlino per la comunità LGBTQ+ europea? Risponde lei: una settimana fa al Pride di Francoforte dove ero con mia moglie, quindi risponde lui, una settimana fa al Pride di Francoforte dove ero con mia moglie, un ragazzo gay alla parata portava un cartello con scritto islamismo e omosessualità non sono compatibili. Quando finalmente la politica reagirà? Islamismo e omosessualità non sono compatibili. Credo che in quella fotografia ci sia la risposta. Se un Pride diventa un bersaglio, significa che non viene colpita soltanto una manifestazione, ma un simbolo di libertà, di uguaglianza, di diritti civili, un pericolo non guardare in faccia la realtà. E proprio la scorsa settimana la Paola Concia in quell'altra intervista diceva che sembrava molto strano questo collegamento un po' troppo stretto tra la sinistra e gli islamici. Cosa pensa della costante presenza di bandiere palestinesi nei vari Pride, considerato che a Gaza l'omosessualità non è accettata? Risponde Paola Concia: un tempo, quando il movimento omosessuale era universalista, ai Pride manifestavano contro tutti i paesi che condannavano l'omosessualità. Si rischia un cortocircuito inaccettabile. E ancora, il fatto che il bersaglio sia stato un Pride dice qualcosa di specifico sull'ostilità dell'estremismo islamista nei confronti dei diritti LGBTQ+? Ce lo dicono anche i dati, risponde Paola Concia. Mia moglie è criminologa e mi segnala che in Germania le aggressioni contro donne e persone omosessuali da parte di uomini radicalizzati di matrice islamista sono aumentate in modo significativo. Si tratta spesso di soggetti che, pur essendo nati in Germania, non hanno sviluppato un reale percorso di integrazione e hanno aderito a ideologie estremiste. L'ostilità verso le persone LGBTQ fa parte della visione ideologica dell'islamismo radicale e non può essere ignorata. Siamo di fronte a una nuova fase della minaccia jihadista? Chiede il giornale a Paola Concia. Non credo sia una fase nuova, è una minaccia presente da molti anni e in Germania ne abbiamo pagato il prezzo più volte in termini di vite umane.
Il punto oggi non è tanto capire se il fenomeno esista, quanto affrontarlo con determinazione senza minimizzarlo. Bisogna lavorare sulla sicurezza e sulla prevenzione della radicalizzazione. Questo ed altro sul quotidiano Il Giornale, che io giro di nuovo perché dicevo oggi gli argomenti sono veramente tanti e potenti. Alta velocità. Contro l'alta velocità, usati pure i mortai. 130 agenti feriti, 450 attivisti identificati. Identificati non vuol dire però arrestati, eh? Gli attacchi, speriamo, adesso c'è il GIP, eccetera. Gli attacchi al cantiere di Chiomonte condotti con strategia e formazione paramilitare da gruppi italiani e internazionali. Non solo bombe, carta e molotov, utilizzate anche tecniche di guerra, e solo per caso gli ordigni all'acetilene sono esplosi poco dopo. In taglio basso, la multinazionale dei Black Bloc e il raid in nome di Fakir. Strategia, lo scontro con le forze dell'ordine ideato dopo il caso di Bologna. Sui social esaltano la lotta all'alta velocità mostrando le camionette della polizia incendiate. E noi li lasciamo fare? La tassa NOTAV, 1 milione di danni in un solo giorno, il conto mostre pagato dall'Italia. Oltre alle devastazioni di sabato, le spese già sostenute dal 2015, 230 milioni per proteggere i cantieri dagli assalti. È diventata una vera e propria tassa NOTAV che paghiamo noi. E la sinistra che dice: Elli in imbarazzo, l'allarme di Fratelli d'Italia, così tornano gli anni di piombo. Ne parla Il Giornale a pagina 8. Conte, violenza inammissibile. I 5 Stelle che dicono violenza inammissibile contro la TAV, loro sono contro la TAV. L'arcivescovo Repole, la guerriglia non merita sforzo di comprensione. Imperturbabile, la segretaria Dem Schlein non ha commentato le violenze in Val di Susa, ma molte volte l'ha detto, non ci vedono mai arrivare, ma noi arriviamo. E quindi la proposta di Montaruli: aboliamo il Festival dell'Alta Felicità, e la Lega ora vuole introdurre il reato di terrorismo di piazza. E questa la domandona che vi faccio, registriamo il reato di terrorismo di piazza, da tempo richiesto proprio dai sindacati delle forze dell'ordine? 340 6709 659. Intanto parla il segretario FSP Polizia di Stato. Gli agenti dicono: un'escalation inquietante colpisce le istituzioni. Troppi cercano giustificazioni politiche alle violenze. Giro di nuovo la pagina, signori, e si parla di Giorgia al Colle, cosa che piacerebbe sicuramente a molti di voi e anche a molti di noi, a patto che ci mettiamo un Salvini da qualche altra parte. La russa vuole Giorgia al Colle, bene per l'Italia. Pagina 9 del quotidiano Il Giornale, il colloquio con il Presidente del Senato che analizza la politica italiana. Le proteste contro la TAV non devono alimentare nuovi terrorismi. Il futuro di Vannacci è nelle sue mani, se n'è andato dal centrodestra e tra lui e Forza Italia scelgo i berlusconiani. Noi invece da queste parti negli ultimi sondaggi me pareva che le vostre scelte andassero da qualche altra parte. 2000 in marcia per Fakir, Bologna gli intitoli la strada. Scusa, sto guardando, è un altro articolo, non è lo stesso, non è il ministro, non è il presidente del Senato che parla, ok? Corteo, la famiglia avvia la raccolta fondi, il video, la gente protegge la testa dell'uomo. Ancora qui, naturalmente, guardi quel video, poi guardi quell'altro, poi si sta a litigare. Ultima segnalazione o quasi dal quotidiano Il Giornale, questa è bella bella, a proposito dell'amico traditor Vannacci, guarda qua, pagina 12, tesserata a mia insaputa, futuro nazionale è polemica. Insomma,
tutto questo aumentare di tesserati a Futuro Nazionale, attenzione, sarà vero oppure no? Io me lo sono chiesto più volte. Adesso saltano fuori i tesserati a loro insaputa. Futuro Nazionale e polemica. 20enne della provincia di Bari accusa Vannacci. Mi hanno rubato l'identità e scatta la denuncia. Il partito dice: è l'unica anomalia, il nominativo è già stato cancellato. Oggi Futuro Nazionale ha superato i 130.000 iscritti al partito. 130.000 persone che hanno deciso di mettersi in gioco per cambiare l'Italia. Roberto Vannacci pochi giorni fa ha esultato così sui social, sostenendo che questi sono i veri sondaggi, un risultato che arriva a 2 settimane dal giallo delle 600 tessere strappate da militanti calabresi in dissenso con le scelte nazionali. Tan, ta, ta, ta. E allora che facciamo? Non ci resta che candidare una pornostar. Guarda, io l'ho sempre pensato. Nappi e più Europa se la pornostar in lista non fa più scandalo. Siamo sempre, questa volta in taglio basso sul quotidiano Il Giornale, la proposta, ruoli ribaltati. Ormai la politica ha imparato le regole dell'intrattenimento e allora Valentina Nappi, 36 anni, un'attrice porno. Ora qui tutti si chiedono, stanno tutti andando a guardare su Instagram. Ma scusa, vi ricordate quando 40 anni fa Marco Pannella arruolava Ilona Staller, Cicciolina, dai. Voi camionisti, ma è minimo, li avete ancora i poster in giro? E anche noi, forse qualcuno, magari andavamo a scuola e sotto il banco, cioè, una provocazione politica che incarnava una battaglia libertaria. Ci ricordiamo anche Malena. E come? Malena, la pugliese, io l'ho anche ospitata in una mia trasmissione, molto ma molto intelligente, sembrava si avvicinasse al Partito Democratico, ma il fatto che sia venuta qua a fare un'intervista nella trasmissione di Sammy Varin mi sa che stia cambiando idea. Fatto sta che adesso arriva Valentina Nappi, che potrebbe essere candidata con Più Europa. Adesso non mettetevi, adesso mollate Vannacci e votate Più Europa, insomma, decidetevi, siete delle banderuole. Carburanti verso decreto Ponte può arrivare questa settimana, pagina 13 del Giornale. Ieri il costo del diesel è arrivato a 2,18 euro al litro, la benzina 1,98. L'intervento sui prezzi sarebbe un primo assaggio prima del Consiglio dei Ministri del 4 agosto, quindi preparatevi. Arriva lo sconto sulle accise, un po' in ritardo, però bisognava accumulare. Ultimissima segnalazione, certo, sul quotidiano Il Giornale, l'11 settembre è sacro, no a Mamdani. Rivolta dei parenti delle vittime. C'è una petizione contro la partecipazione al 25° anniversario del sindaco musulmano e pro-Pal, sindaco di New York, Mamdani, che ha giurato sul Corano. Non riconosce l'orrore di quel giorno, offensiva la sua presenza. La Grande Mela così invia un messaggio al sindaco Zoran Mamdani, musulmano, nato in Uganda, figlio dell'alta borghesia di New York, icona progressista in carica dal 1 gennaio. Dopo aver giurato sul Corano, tra poche settimane toccherà a lui guidare le commemorazioni per il 25° anno degli attentati dell'11 settembre. Che fare? Lo vorreste? Un musulmano a commemorare l'11 di settembre? Messaggino 340 6709 659. Mentre io vi porto sul Tempo, perché il Tempo, come prima pagina e prima parola, è proprio quella che vogliamo noi. Chiamiamoli terroristi. Parla a Il Tempo l'ex PM Rinaudo, che dice parole di verità. In Val di Susa c'è da anni una guerriglia organizzata con intrecci transnazionali. È terrorismo. E a sinistra troppa ambiguità. Sacra la prima pagina del quotidiano Il Tempo, che titola proprio Chiamiamoli terroristi.
E come merito io ci entro dentro subito sul quotidiano Il Tempo, che parla del bilancio della guerriglia, più di 120 agenti feriti, 1 milione di euro di danni, ma parallelamente in taglio basso, come Fakir si è ferito alla testa, il gesto della gente per proteggerlo. E qui si guarda questo filmato e poi quell'altro e il fotogramma. C'è un video del TG1 che aggiunge un altro elemento per ricostruire la dinamica dell'arresto del 42enne. Il momento in cui uno dei due agenti prova a evitare che Fakir sbatta la testa per terra. È così che si sarebbe ferito. A proposito degli scontri no TAV, è guerra allo Stato e quindi terrorismo. Della TAV non importa nulla agli antagonisti. A parlare è l'ex magistrato Antonio Rinaudo, che contestò l'associazione con finalità di terrorismo nel 93. Con Caselli fummo attaccati da una corrente politicizzata della magistratura. Cosa farei? Non devono essere concessi più spazi. È 18 anni che vanno avanti così. Interessante la meditazione con l'ex magistrato antimafia Antonio Rinaudo, oggi sul quotidiano Il Tempo, a pagina 3. Parla più piano che nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più grande esisterà. Parla più piano.
È una parola, parla più piano quando c'hai queste argomentazioni, come si fa? Però il pezzo è stupendo, parla più piano. Maurizio Di Santo, dal 1972, questo pezzo è stato scritto da Gianni Boncompagni, Nino Rota, e Maurizio Di Santo è un collega di radio, passato alla musica dal vivo, ora reinterpreta i grandi classici della musica italiana e gira l'Italia in tournée. Bravo Maurizio Di Santo. Qui Parlamento. Parla più piano. Fosse facile davanti a questi titoli. No, lui ci riesce sempre, piace per questo, perché con la sua pacatezza lancia bordate potentissime. Con noi Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Capogruppo della Lega alla Camera, ma anche segretario della Lega Piemonte. Riccardo, qui passa ogni weekend che passa ci sono sempre argomenti per i quali è sempre più difficile parlare piano. E allora io ti leggo la prima pagina del quotidiano Il Tempo, che titola semplicemente "Chiamiamoli terroristi". E si parla di ciò che è avvenuto ancora una volta nel tuo Piemonte. Cosa sta succedendo? Cosa abbiamo permesso che accadesse nuovamente? Ma soprattutto, com'è possibile? Com'è possibile che questi continuino a fare il bello e cattivo tempo? Perché dall'altra parte poi c'è la sinistra che dice siete voi, il ministro dell'interno, siete voi, eccetera. E poi vediamo, insomma, che c'è qualcuno che sta zitto, che non parla. La Schlein non si è ancora espressa su questa cosa. I 5 Stelle magicamente hanno detto no, giustamente, anche noi condanniamo, eccetera, ma sappiamo benissimo che sono loro che sono ancora strizzanti l'occhio ai Notav e da quello che capisco il campo largo c'ha dentro anche loro, anzi probabilmente il capo del campo largo sarà proprio Conte. Qua mi fermo. Riccardo, dove troviamo la quadra? Allora, quello che è successo purtroppo è qualcosa a cui siamo abituati ormai da una ventina d'anni qua in Piemonte, nel senso che avendo sul nostro territorio i cantieri di 2 delle opere più strategiche per il paese, che sono il Terzo Valico e la Torino-Lione, assistiamo a queste scene ormai da 20 anni, con una differenza, che mentre per il Terzo Valico c'è stata la capacità e l'aiuto anche degli amministratori di spiegare alla popolazione anche i benefici per il territorio, quindi non ci sono mai stati atti violenti, magari qualche manifestazione 20 anni fa di contrarietà, ma sempre tutto più o meno nelle regole. E invece a Torino, in Val Susa, con la TAV, c'è un cantiere che è completamente militarizzato e dove questi Notav ogni 3x2 assaltano la polizia, assaltano il cantiere, creando danni. Questa volta ci sono stati più di 140 poliziotti feriti. E questo cosa significa? Che qui non siamo davanti a una legittima protesta della popolazione, anche perché il grosso della gente che va ad assaltare i cantieri non è della zona. Qui c'è una convergenza del mondo antagonista, del mondo eversivo, che utilizza il cantiere della TAV come una scusa per commettere atti di violenza e mettere in atto un assalto allo Stato. Quindi siamo di fronte, per quanto ci riguarda, insomma, come del resto dicono anche i sindacati di polizia, a qualcosa di più. Questi sono atti di vero e proprio terrorismo e infatti noi siamo d'accordo con la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza, perché qui c'è una regia, c'è un'organizzazione, c'è una continuità delle azioni. L'avete vista le immagini, tutti vestiti allo stesso modo, tutti con la faccia coperta, quindi non è una manifestazione spontanea e casuale di protesta, sono attacchi criminali organizzati e lo Stato questo non lo può tollerare. Non è tollerabile che noi abbiamo centinaia di poliziotti e militari a presidiare un cantiere per fare un treno, cioè per fare un'infrastruttura, per fare una galleria che serve al paese, ma non è una cosa normale. Però questa è la situazione con cui in Piemonte si convive da una ventina d'anni. E a proposito di convivenza, di connivenza con le forze politiche, una certa forza politica di sinistra, e molti dicono che effettivamente questi personaggi sono stati e sono coccolati
dal Partito Democratico, che invece per bocca di alcuni colleghi dice assolutamente no, non esiste, no alla violenza, eccetera. Si parla ancora una volta di quelle famose due piazze, ci sono sempre due piazze in questi casi. La Schlein che non parla proprio, almeno fino a poche ore fa, e dall'altra parte c'è Conte, appunto, con il suo Movimento 5 Stelle, che sembra quello che guiderà questo campo largo e che non ha mai ufficialmente detto no, noi con i Notav non c'entriamo niente, eccetera. Non si crea un cortocircuito anche poco apprezzato dall'elettorato. Noi poi pensiamo ancora una volta che certi magistrati siano troppo vicini a una certa politica di sinistra, e quindi tutti questi che sono stati bloccati, centinaia e centinaia di Notav bloccati, saranno liberati entro poche ore. Chissà perché ci viene in mente questa cosa, Molinari. Ma guarda, su quello che farà la magistratura evidentemente lo vedremo. Diciamo che in altri casi, anche per alcune manifestazioni violente dei Notav, sono andati più pesanti invece a Torino, quindi dipende, insomma, vedremo cosa succederà. Su quello poi ognuno fa il suo mestiere, nel senso che vedremo la magistratura cosa farà. Noi come politici spetta il compito di fare delle leggi per cui ci sia la possibilità di sanzionare pesantemente. Questo è il motivo per cui pensiamo si debba introdurre questo nuovo reato. Per quanto riguarda il PD e il 5 Stelle hai perfettamente ragione, ma ti aggiungo AVS, nel senso che per quanto riguarda il 5 Stelle noi abbiamo avuto un sindaco di Torino che era chiaro appendino del 5 Stelle, che i Notav ce li aveva in amministrazione, quindi il legame tra il 5 Stelle e il Notav non è una supposizione, è un dato di fatto assoluto. Noi abbiamo avuto uno sindaco di Torino del 5 Stelle che apertamente si diceva contrario alla realizzazione di questa infrastruttura che farebbe il bene principalmente del Piemonte, ma soprattutto della città di Torino. Quindi voglio ricordare a chi ci ascolta che oggi noi diamo per scontato che il Terzo Valico e la TAV vengano costruiti, ma se riavvolgete il nastro a quando abbiamo fatto il governo giallo-verde nel 2018, quindi 8 anni fa, il tema 8 anni fa non era in quanto tempo finire le infrastrutture, il tema era se le avremmo fatte o no, perché la Lega le voleva e il 5 Stelle le voleva bloccare. E in pochi lo ricorderanno, perché tutti semplificano sempre alla fine di quel governo col papete, ma prima del papete ci fu un voto in aula dove la maggioranza si spaccò e passò la linea della Lega a favore delle grandi opere contro quella del 5 Stelle che voleva bloccarle. E quindi c'è anche un grande merito storico, diciamo, della Lega se queste infrastrutture stanno andando avanti. Infatti ci siamo giocati un governo su questa roba qua. Sì. Quindi il legame col 5 Stelle è certificato, garantito. Quanto riguarda il PD ha una doppia vocazione, nel senso che ha sempre avuto una parte, diciamo, più riformista, apertamente contro i Notav, apertamente a favore delle infrastrutture, che erano stati anche i promotori di quella grande manifestazione in piazza Castello a Torino, proprio durante il governo giallo-verde, per sostenere la TAP, a cui io avevo partecipato, nonostante la Lega fosse in maggioranza in quel momento, e una parte invece, diciamo, più di sinistra, che in qualche modo strizza l'occhio ai Notav e alcuni sindaci che hanno fomentato i Notav. Sappiamo che Schlein non è certamente una riformista, quindi chi oggi guida il partito ha delle posizioni più radicali, più di sinistra, e credo che questa sia la spiegazione del perché non interviene Schlein, e credo mettendo anche in imbarazzo molti riformisti del PD torinese e piemontese. E poi per quanto riguarda AVS, l'abbiamo visto anche con le manifestazioni per Askatasuna. E perché vi parlo di Askatasuna? Perché c'è un legame molto stretto, perché chi va a spaccare tutto ai cantieri non è che viene da una galassia antagonista diversa da quella del centro sociale Askatasuna e dei centri sociali torinesi, è sempre quella galassia lì, anarchica, Notav, presunti rivoluzionari, cioè è diciamo una rete dell'eversione, dove i soggetti poi si mischiano nei vari ruoli. Io vi ricordo che qualche mese fa è stata quella manifestazione a Torino contro lo sgombero di Askatasuna, quindi di fatto contro lo Stato, contro la decisione del Ministero degli Interni, e c'erano degli esponenti di FUS che erano in piazza insieme a quelli di Askatasuna, e poi sappiamo come è andata a finire quella manifestazione, no? Le famose scene del poliziotto preso a martellate. Ecco, quindi che ci sia una connivenza della sinistra con questo mondo non è una supposizione, è oggettivo, e quindi capisco
come giustamente dicevi tu, che i leader della sinistra abbiano qualche imbarazzo nel prendere direttamente le distanze. E salutiamo gli imbarazzati che ci stanno ascoltando in questo momento. Intanto si apre un'altra settimana e cosa succede in Parlamento in questi giorni? E naturalmente tanta aspettativa da parte degli italiani per una nuova riduzione delle accise. Molinari. Beh, quello ci sta lavorando il governo, l'avete letto anche sui giornali, c'è il ministro Giorgetti che sta pensando a un nuovo intervento come quelli che abbiamo fatto nei mesi passati per contenere il costo dei carburanti, perché insomma si erano interrotti questi aiuti del governo nel momento in cui si era riaperto lo stretto di Hormuz, poi insomma sapete tutti cosa sta succedendo purtroppo in Iran e quindi ora si rende necessario un nuovo intervento. Per quanto riguarda invece il Parlamento, noi avremo domani la discussione, la votazione sulle missioni militari all'estero dell'Italia, poi arriverà la conversione in legge del decreto PNRR, un provvedimento sulle infrastrutture, quindi che ha seguito il ministero del nostro segretario Salvini, e poi un'altra cosa politicamente rilevante di questa settimana probabilmente sarà la votazione sul caso del Mastro, no? Avete sentito, quindi la questione delle chat e dell'autorizzazione a procedere sulle chat per quel caso. Questi sono i 3 argomenti principali della settimana. E noi naturalmente ascolteremo tutto nelle finestre del Qui Parlamento. Grazie a Riccardo Molinari. Buon lavoro. Grazie a te, Sammy, e sempre un saluto a tutti. Qui Parlamento. Sei stanco dei soliti programmi? Sei stanco dei soliti podcast? Tranquillo, non è un podcast, è Guest Star, una trasmissione politicamente scorretta, un ospite, un politico, un parlamentare, un ministro, un governatore, disposto a raccontare quello che normalmente non leggi sui giornali e non vedi in televisione, pronto a rispondere alle tue domande e chiaramente alle mie e a quelle di Sammy Varin. Quindi diamoci un appuntamento, lunedì 27 luglio, Radio Libertà, dalle ore 21 alle 23. Potete seguirci su YouTube, sul canale Radio Libertà, sulla web TV Radio Libertà o sul DAB, canale 12A+. Chiaramente sarà tutto disponibile anche sui nostri social media, mio, di Sammy Varin, Radio Libertà e di Claudio Borghi. Perché mi ero dimenticato, il primo ospite sarà proprio Claudio. Quindi non mi rimane che darti appuntamento con Guest Star, le conversazioni che fanno notizia. Sarà durissima questa sera nella puntata pilota di Guest Star, questo nuovo modo di fare radio, fatta anche sui social, quindi una cooperazione importantissima che permetterà di essere ascoltati e visti a noi, a milioni e milioni di persone, mamma mia, ma soprattutto conversare con voi attraverso un messaggio WhatsApp da inviare al 340 6709 659. Sarà durissima perché stanno arrivando di quei messaggi che io mi sono scritto, quello sulle scie chimiche, su De Donno, le Olimpiadi con le location che secondo qualcuno resteranno inutilizzate, insomma ce n'è per tutti e naturalmente prima fra tutte la sicurezza e questa cosa di introdurre il reato di terrorismo di piazza è potentissima. Se volete fare una domanda ai nostri ospiti che ci saranno questa sera in diretta dalle 21 alle 23, scrivete al 340 6709 659. Mentre io ritorno nuovamente sui quotidiani oggi in edicola, datemi ancora qualche minutino, poi magari riusciamo anche ad aprire le linee. Dicevo, potentissimo il quotidiano Il Tempo, chiamiamoli terroristi, riprendendo proprio la proposta della Lega. Poi all'interno naturalmente anche il terrore a Berlino, islamico si lancia col furgone sul Gay Pride, un morto e 29 feriti, ucciso l'attentatore, e in taglio basso i riflessi nell'urna. La comunità gay tedesca vota AfD, teme gli islamici e l'inclusione di sinistra. Esodo elettorale verso il partito di destra, cioè i gay votano destra. Il partito di destra che comunque è contrario ai matrimoni e alle adozioni omosessuali.
L'attentato al Pride di Berlino, scrive Marco Monetti oggi sul Tempo, che ha portato alla morte di una donna e il ferimento di 29 persone per opera del 21enne Abdul, legato ad ambienti islamisti, ha rappresentato per la comunità LGBTQA+ tedesca l'avverarsi di un incubo. Da tempo infatti in Germania gli omosessuali si sentono minacciati dall'invasione di migranti musulmani, tendenzialmente omofobi per tradizione. L'attrazione fisica per lo stesso sesso non è infatti tollerata nei paesi islamici, in alcuni di essi punita finanche con la morte, e tale dato di fatto spaventa sempre di più gay, lesbiche e transessuali tedeschi che non si sentono protetti dalle politiche di integrazione dei partiti tradizionali. Risultato? Sempre più esponenti della comunità omosessuale cercano un porto sicuro in AfD, Alternative for Deutschland, che sta conoscendo un'impennata nei consensi. E qua mi fermo, ma l'articolo di Marco Zonetti, più interessante che mai, lo trovate quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Parallelamente ci mancavano le rapine in barca da parte dei Maranza. Allarme Maranza anche in mare, ma non è possibile, sulle coste della Liguria. L'ultimo episodio è accaduto al giornalista Platerotti, erano 2 ragazzini, uno bianco e l'altro di colore, anche in mare, e allarme Maranza. Roba veramente di restare a bocca aperta. Andiamo su Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, titolone principale, ma io volo fino a pagina 12 perché si ritorna a parlare di Salvini al Viminale. Tensioni nel paese, virgolettato, Palazzo Chigi frena su Salvini al Viminale. Avanti Indre, non so se l'avete notato, è da mesi che Repubblica fa così. Il leader leghista considerato divisivo tra piazze tornate calde e le nuove violenze dei Notav, l'avanzata di Vannacci al nord. A decidere, chiaramente un retroscena di Tommaso Ciriaco, a decidere potrebbe essere la piazza, l'ordine pubblico e la cronaca degli ultimi giorni, la difficoltà di mettere in mano lì dove gli eventi segnalano un'emergenza da gestire con cura, senza troppi acuti politici, senza iniziative divisive, senza troppi strappi. Andando dritti al punto, secondo fonti di massimo livello, perde quota in queste ore l'opzione di una staffetta tra Matteo Piantedosi e Matteo Salvini al Ministero dell'Interno. Poi si riparte dal principio e ti racconta la rava e la fava. Sito il Corriere, no, è Repubblica. Che vi interessa sicuramente anche la Russa, che candida Meloni al Colle. Il presidente del Senato ha dichiarato un bene per l'Italia e sulla legge elettorale dice rischio incostituzionalità, mentre il Vodiamanti con le sue mappe ci svela che l'elezione diretta del Premier ha il no del 53% degli italiani. Quindi vuol dire che gli altri sono d'accordo, ma il no sarebbe la maggioranza. Andiamo sulla Stampa. IPM, Valsusa è devastazione. Titolo principale, ma anche il centropagina, Berlino colpita al cuore. Casualmente, anche sulla Stampa, pagina 7, si parla del ritorno di Salvini e i dubbi di Meloni, il rebus del Viminale che agita la Lega. Nel governo è forte l'idea che a spingere il capitano all'interno siano i governatori del Carroccio, attenzione, perché? Per liberarsene. È un altro, naturalmente, retroscena, questa volta di Francesco Malfetano. Promemoria, il ministro dell'Interno non è Matteo Salvini. La velocità con cui il leghista anche ieri è intervenuto sui fatti di cronaca potrebbe infatti confondere e far credere che il Viminale abbia già cambiato l'inquilino senza che nessuno abbia firmato il decreto. Fa lo spiritoso Malfetano. La scena si ripete da settimane, un episodio violento, un tema di sicurezza, un attacco alle opposizioni, un post e qualche dichiarazione e il leader del Carroccio pare di nuovo libero di scorrazzare in quello che ritiene il suo habitat politico naturale. Ieri è successo 2 volte nel giro
giro di poche ore. Prima per l'attentato di Berlino, stop a ogni concessione di spazi a realtà islamiche finché non ci sarà un accordo scritto con lo Stato italiano. Ricordiamolo che l'Islam è una delle poche religioni che non ha nessun accordo con lo Stato italiano e poi vorrebbe i soldi. Ha scritto Salvini così. Poi con gli scontri in Val di Susa, se parlano come terroristi e agiscono come terroristi, allora sono probabilmente terroristi da mettere fuori legge. Il vecchio schema, scrive La Stampa, è riconoscibile. Il leader leghista presidia il terreno che più di ogni altro gli ha consentito di costruire consenso, immigrazione e sicurezza. Quello stesso spazio che da ministro dell'Interno aveva trasformato in una macchina politica quotidiana. La domanda a questo punto è se si tratti soltanto di comunicazione o se dietro ci sia qualcosa di più, perché il ritorno di Salvini al Viminale continua a circolare come una delle ipotesi sul tavolo del governo, sebbene nessuno dentro la maggioranza abbia avuto il coraggio di ripeterla ad alta voce, anche perché a Palazzo Chigi ufficialmente il dossier non esiste. Giorgia Meloni ha accarezzato l'idea. Ha accarezzato l'idea. Spiegano i suoi fedelissimi, ma ora non ha intenzione di aprire una partita sul rimpasto e soprattutto non vuole alimentare l'idea di un esecutivo costretto a rincorrere Roberto Vannacci o di una maggioranza attraversata da tensioni. Ogni movimento sulle caselle di governo rischierebbe di riaprire una discussione sugli equilibri interni della coalizione, sulle conversazioni, sulle compensazioni e pure sulle prerogative del Quirinale. Già, proprio sul Colle, per inciso. Nessuno pare aspettarsi un cambio della guardia. Intanto Matteo Piantedosi continua a fare come se nulla fosse, provando a ignorare la girandola di indiscrezioni di nuovi incarichi imminenti, prima Europol, poi l'antitrust, poi ancora il Campidoglio e infine l'ipotesi di un giro di valzer che lo porterebbe ai trasporti per lasciare spazio al ritorno di Salvini. Una serie di scenari che, stando a chi lo conosce bene, sono tutti stati accolti con una certa dose di ironia. Intanto apro le linee, chi vuole andare in diretta può chiamare 0292947222. Piantedosi, raccontano i suoi collaboratori, non ha chiesto spostamenti né incarichi alternativi. Il suo mantra è semplice: dopo il Viminale torno a fare il prefetto, un trasloco che però non pare ritenere imminente, almeno a giudicare dall'agenda piena e dal lavoro sulla prossima legge di bilancio già avviato insieme a Giancarlo Giorgetti in alcune riunioni riservate degli ultimi giorni. Poi va avanti, un paginone grosso in retroscena su Salvini al posto di Piantedosi. Leggetevelo a pagina 7 del quotidiano La Stampa. Sentiamo le vostre voci. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Stamattina io volevo parlare di televisione, signor Sammy, cioè i programmi che conoscono solo il Sud. Allora, ora siamo, signor Sammy, alle repliche dei programmi autunnali, invernali e primaverili, tranne, ripeto, Rai 1, che propone Camper Osteria Italia, condotto dall'ex Linea Verde Peppone. Signor Sammy, è un programma piacevole, ma ha un piccolo difetto per me. Conosce solo la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Io vorrei ricordare che c'è anche il Nord Italia, con città storiche, paesi con una lunga storia. Dispiace che non si ricordi che esiste un'altra Italia, signor Sammy, non dico più bella, ma sicuramente interessante. Nient'altro, la salute e buona giornata. Brava, ricordiamo che è stata proprio la Lega a introdurre e a proseguire la polemica sulla questione settentrionale, mentre sarà un caso, ma a pagina 8 della Stampa si scrive: c'era una volta Rai 3 che doveva essere la TV regionalista della Rai, ora Rai 3 è dietro alla 7 e Italia 1. Mediaset supera la TV di Stato. Se ne parla quest'oggi a pagina 8 del quotidiano La Stampa. 0292947222. Se volete dire qualcosa in diretta in questo momento è il vostro momento. Naturalmente anche sulla Stampa, freno al caro gasolio. Pronti 140 milioni per tagliare le accise, il governo ritocca le coperture, ok al decreto prima del weekend, sconto per 9 giorni, poi la proroga con l'extragettito di luglio
E nella pagina successiva, prezzi alle stelle, ritardi e cantieri, il luglio nero dei trasporti in Italia. Pochi posti in aereo e sui treni con tariffe in forte aumento, pesano i lavori dell'alta velocità e il caro carburanti. Naturalmente in taglio basso c'è anche cosa c'è da sapere per farsi rimborsare. Indennizi del 25% del biglietto sopra i 60 minuti, le tutele previste dalle compagnie aeree. E ancora, pagina 21 del quotidiano La Stampa, la solitudine degli studenti geniali. E ci sono quelli che hanno un'intelligenza superiore, gli alunni plus dotati. Scrive La Stampa, sono circa 430.000 in tutta Italia, ma quelli veramente riconosciuti come tali sono molto meno. In Piemonte sono solo lo 0,24 rispetto a una stima del 5%. La solitudine degli studenti geniali. Vanno supportati, ma la scuola li ignora. Lo studio delle università di Torino e Padova, i plus dotati sono il 5%, per loro servirebbero percorsi personalizzati. Dice Giulia Maria Cavalletto dell'Università di Torino, il vuoto normativo su questo fenomeno disorienta famiglie e insegnanti, prevale il passaparola. Tiziana Catenazzo dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, la stragrande maggioranza di loro oggi non viene riconosciuta dalla scuola, resta un fenomeno sommerso. Un disegno di legge sulla didattica rivolta agli alunni gifted è in attesa di approvazione. In questa parola gifted si nasconde un significato importante. Sono gli alunni plus dotati ad alto potenziale cognitivo, studenti con un quoziente intellettivo superiore alla media, solitamente oltre quota 130, mostrano spiccata creatività, apprendimento rapido, pensiero divergente e forte sensibilità emotiva. Spesso però la plus dotazione è associata a ADHD, quella roba lì, la dislessia o la discalculia. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono dislessici, non riescono a fare i calcoli, ma per contro sanno fare cose che gli altri non sanno fare. Si chiama gifted, ok? Parola da studiare sicuramente, che manca molto nei nostri vocabolari, ma esistono, sono fra di noi e vanno forse anche aiutati. Ci fermiamo, 9:30, signori, non posso che ringraziarvi dei tantissimi messaggi, decine e decine, che vi leggerò puntualmente dalle 11 a mezzogiorno, quando tornerò fra di voi. Adesso ci fermiamo, tra pochissimo l'editoriale di Sallusti, poi l'America, poi Cainarca e poi ancora insieme. Grazie a Simone per la pazienza, a più tardi. Avete ascoltato